Primato della manifestazione di Roberta Ioppi, altra atleta nata e cresciuta a Montebelluna, in questa vasca 4:07 e 26. Jasmine Agnoletto ha nuotato il miglior tempo in 4:16 e 15, il miglior tempo dopo le finali le gare dei 400 stile libero. Jasmine Agnoletto, in passato campionessa italiana giovanile dei 400 stile libero. 30 e 15 per lei davanti a Nina Cesar, cattiva cliente per la Agnoletto. Nina Cesar, nazionale slovena, partecipato a diverse rassegne dei campionati europei e mondiali. I suoi migliori risultati sono stati un argento ai Giochi del Mediterraneo e la semifinale ai campionati europei. Nina Cesar, classe 1990, più giovane di un anno l'Agnoletto, classe 91. Siamo al primo quarto di gara, 100 metri, Agnoletto 1:02:26, Cesar 1:02:49. Elena Mazza poi in terza posizione 1:02:83, ancora compatto il gruppo. Siamo appena all'inizio di questi 400 stile libero, gara piuttosto tattica, con Jasmine Agnoletto sempre avanti nella corsia centrale. Agnoletto più volte ha indossato i colori della nazionale italiana giovanile a partire dal 2006 con le finali alle Gimnasiadi quell'anno. Nel 2007 poi finalista individuale nei 400 e negli 800 ai campionati europei junior, è stata bronzo anche con la staffetta 4x200 stile libero. Nel 2007 sempre il multinazioni con la nazionale italiana giovanile per l'Agnoletto, un oro, 2 argenti e un bronzo, e poi nel 2008 si conferma ancora con 2 medaglie d'oro in Coppa Latina. Siamo a metà gara, 2:06 e 76, Jasmine Agnoletto ancora avanti, Nina Cesar vicina, 2:07 e 60, ancora Elena Mazza al terzo posto, 2:08:33. Cesar Maia, poi Anna Catapane e Ludovica Galli in quarta, quinta e sesta posizione. Galli, atleta più giovane, classe 94, è stata medagliata ai giovanili negli 800 stile libero. Jasmine Agnoletto prova ad allungare, c'è stato il cambio di marcia dopo la virata di metà gara, ha preso 1 secondo e 65 centesimi a Nina Cesar, ora alla seconda posizione ma un po' più distanziata Jasmine Agnoletto, che questa mattina ha già nuotato la superfinale dei 200 stile libero in cui è stata argento alle spalle della Spagnolo. Qua si vuole rifare in cerca di una vittoria in casa, atleta del Veneto Banca Montebelluna, che ben vuole fare davanti al suo pubblico. 3:11 e 21 per l'Agnoletto, Nina Cesar 3:13 e 50, Elena Mazza dalla corsia 2 ancora in terza posizione 3:14 e 30. Sfuma il primato della manifestazione della Ioppi, ormai lontano guardando i passi di gara. Primato italiano della Filippi 3:59 e 35. Passiamo ormai alle ultime fatiche, 2 vasche alla conclusione per Jasmine Agnoletto, 3:44 e 56, Nina Cesar 3:46 e 44, Elena Mazza 3:47 e 08. Maia Cesar ha messo nel mirino Elena Mazza in cerca di una medaglia, la slovena che nuota in corsia numero 5, classe 90. Nina Cesar ormai sembra già candidata a una medaglia, ma deve lottare perché Elena Mazza prova ad attaccarla per l'argento. Intanto Agnoletto va a vincere il 400 stile libero. Jasmine Agnoletto si conferma sul 4:16, 41 sono i centesimi, poi Nina Cesar che resiste al secondo posto, 4:17 e 70, sprint finale per Elena Mazza, 4:17.